Toglietemela dalle mani, siamo a San Francesco, una frazione Vito d'Asio nella Val d'Arzino, niente, cioè 20 all'ora, una salita in montagna, tanta roba, veramente no, non mi stacco più a sta bici. Guarda quante strade nuove grazie a una biciclettina. Devo lavorare, però siccome avevano messo brutto ho detto al mio capo: oh capo, dammi qualche ora libera per andare in giro in bici. E lui mi ha detto di sì, tranquillamente, non c'è nessun problema, solo che ovviamente queste ore non lavorate non sono pagate, o meglio, non sono pagate dal mio capo, che sarei sempre io, ma sono pagate da, non so, dalla giornata, dalla vita, tramite queste girate in bicicletta stupende. La cosa più bella e rilassante da fare con l'e-bike sono le salite, perché con le salite al 100%, nel senso che fai solo salite, puoi arrivare a far spegnere la bici, che la batteria è finita del tutto, tanto dopo è tutta discesa. Nel frattempo, come ridere, ho già fatto 130 km. Peccato per la giornata, ma ora che pusti, anzi piloti. La risposta a quelli che all'area camper di San Francesco dicono non c'è niente, o prendetevi anche voi sta ascia, sta uscia, come si chiama, miseria. Vedi, io che sono allenato avrei anche potuto farcela fare questo giro in ben più di mezza giornata. Noi qua, non so, in un'oretta abbiamo fatto tutta la Val Preone, adesso non so dove cavolo stiamo andando, siccome è tutta salita aspetto che proprio muoia la bici e poi faccio tutta la discesa. C'è stata una gara tanto tempo fa nell'immaginario collettivo, c'era la gara di chi aveva la casa più importante e lussuosa, la gara di chi aveva il SUV più grande, la gara di chi usciva con Tizio piuttosto che con Caio, la gara di chi frequentava certi locali, la gara di chi aveva più soldi in banca. Ed io, anche quella volta, quasi come fossi un delinquente, quasi come stessi facendo qualcosa di sbagliato, di nascosto, 4-4, facendo finta di niente, schivavo. Perché ogni tanto mi sveglio alla mattina e probabilmente uno di quei pensieri deve essersi attaccato a me come un serpente alla caviglia e mi chiedo: ma quei 2 o 3 teste di cazzo che mi stavano nei coglioni, che consideravo comunque delle persone di bassissimo spessore, di scarsissima intelligenza, che però si sono materialmente realizzati, magari per carità non per merito loro necessariamente, ma in ogni caso si sono materialmente realizzati. Ma io penso, accidenti, ma vuoi vedere che penso? Non è che penso assolutamente, il mio cervello mi tira una bastonata in testa se io penso queste cose, attenzione, non è che le penso, passano per la mente, come
non fossero pensieri miei, e effettivamente molto probabilmente, ne sono sempre più convinto, non sono pensieri miei. Loro entrano e dicono: ma sta attento, stai facendo giusto, più passa il tempo e più non hai ancora la villa con i riscaldamenti a pavimento, il caminetto, il garage con tre moto dentro, eccetera eccetera. Oh, che ho trovato la sedia comoda. Allorché il mio cervello entra in azione quasi come una squadra antisommossa, no? E giù di manganellate mi prende per i capelli. Sì, questo è proprio sempre il mio cervello, e che roba il mio cervello che non te hai idea. Mi prende per i capelli e mi fa alzare lo sguardo così proprio di forza e mi dice: guarda qua. Poi da un po' come si faceva con le televisioni una volta, no? Secondo non funzionava, gli arrivava una bella pacca corposa, no? Di lato, uguale, ok? Batte nella mia scatola dell'immaginazione, ok? E della memoria, e mi dice: ok, ora confronta con la vita che stanno vivendo questi tuoi metri di paragone, ok? Ma attenzione, per confrontare non si intenda confronta la realizzazione materiale con la vita in genere, no, sono due metri di misura diversi, indipendentemente dal fatto che possa esserci per me il più bello o meno bello, sono due metri di misura diversi. E infatti da questa scatola dell'immaginazione, che è una scatola preziosissima, è una delle cose più importanti e utili che ho, cacchio, e della memoria, escono, tornano fuori queste immagini reali, veritiere, di tutta questa gente iper stressata, iper insoddisfatta, che cerca in tutti i modi di coprire questa sua insoddisfazione acquistando la materia e medicandosi con l'alcol e con le droghe. Non che anch'io non lo faccia, voglio ben si intenda, per sottacere questa paura che hanno anch'essi di essersi perse, solo che il loro cervello in quel caso non può intervenire e dirgli: guarda là. Ed ora, dopo esserne uscito vittorioso da questa epica battaglia combattuta all'interno della mia testolina, posso tranquillamente andarmene al mio lavoro, che è un lavoro veramente fantastico, non solo per l'aspetto della passione che vi si è integrata, e qui, se devo essere onesto, devo veramente ringraziare completamente il buon Tiziano Terzani con questo suo battere e insistere a trovare il lavoro della propria vita, ossia a trasformare la passione in lavoro. Cos'è la passione? La passione a volte è una cosa che appare anche agli occhi come semplicità, frivolezza, come un gioco. La passione può essere dipingere. Io per rilassare mi dipingo, dici, no? Ma se tu con questo dipingere, che ti dà oltre rilassamento, piacere, ma anche grandi soddisfazioni, dovessi ricavarci del denaro, quello è il tuo lavoro. Nel mio caso, io fin da piccolo ho sempre stradorato, ce l'avevo nel sangue, pittocare e creare, quindi in qualche modo far grafica, oltre che a disegnare per i cavoli miei, con il computer, e alla fine questo è diventato il mio lavoro. Ma vi è un'altra cosa bella del mio lavoro. Io adesso ho investito tutto questo tempo per migliorare me stesso tramite il godimento della vita e tramite queste analisi introspettive. Pertanto non è stato speso, buttato, è stato proprio investito. Ma in ogni caso il mio capo, che poi sarei io, mi ha lasciato fare questa cosa, e questo ti dirò è anche il meno, cioè perlomeno nel mio mondo, ok? È una cosa sì, bellissima, stupenda, ma di poca importanza. Ora invece ti dirò una cosa di importanza a dir poco estrema, che in realtà il mio capo non è quello che mi dice: ma sì, va bene, dai, vai a far colazione, arriva il ruscello, invece di andare avanti con altri lavori che hai in piedi. Il vero capo è quello che io combatto e che dice: ok, vai a fare quello che vuoi giù nel ruscello, però attenzione che
durante il tempo che tu sarai laggiù a Ruscello, io non ti darò dei soldi. E vedi, quello non è un capo, quello è un dio, è il dio denaro. È più un demone più che un dio, perché nell'immaginario il dio è visto come buono, positività e creazione, il demone come cattivo e distruzione, no? Sofferenza. Pertanto, come ho esorcizzato questo demone che ci tiene in mano tutti quanti e ci sta schiacciando da millenni, semplicemente sto cazzo, è da anni che vado avanti a lottarci, praticamente permuto semplicemente col praticamente, facendo sì che ciò che alimenta questo demone gli vada a mancare, in modo tale che non muoia di fame, ma che si rimpicciolisca e se ne stia zitto buono. Un po' come il fuoco brucia, il fuoco distrugge, gli togli o gli diminuisci l'ossigeno e il fuoco o si spegne o comunque si abbassa. L'ossigeno di questo demone è il denaro. Il dio denaro, il demone denaro si nutre di denaro, ci tiene schiavi con questa fame di denaro. Vedi, le campane che stanno suonando in questo momento lo stanno anche testimoniando. Voglio dire, la Chiesa con tutti i suoi miliardi, i suoi templi, quanta sofferenza ha portato. E oramai che la Chiesa sta morendo se ne stanno inventando di altre. Come si dice, dopo la morte di Dio si sta creando qualche altra divinità. Tra parentesi, rafforziamo il dio denaro. Riacchiappo un attimo questo pensiero per la coda che stava scappando via, perché stiamo andando troppo veloci e stiamo andando a caccia di troppi pensieri. Un tempo la Chiesa cosa ci diceva? Fai la carità, ok? Ma non fai la carità verso il povero, fai la carità nel senso, voleva imprimerci nell'anima questo gesto di spendere, di elargire, quindi alle tasse e a tutte le richieste di soldi noi rispondavamo a testa bassa. In più adora questo Dio, pertanto adorando questo Dio, questa banda di Dio, la Madonna, il bue, l'asinello, i re magi, eccetera eccetera, non ci abbiamo fatto caso al potere che esercitava la Chiesa quando dava fuoco in piazza alla gente perché non diventasse troppo istruita come me, no? E allora gli dava degli stregoni, tipo alle donne, se le vedeva con un libro in mano subito andavano studiate, perché la donna doveva essere serva, doveva essere stupida, e anche quello è stato un demone nella storia, il demone del potere, esorcizzando con tantissima pratica, perché voglio dire, queste sì sono riflessioni, ma la riflessione è un po' come creare il piano di battaglia con i soldatini, no? La pratica che vivi giorno per giorno, quello è il vero campo di battaglia, quello è il fronte della vita. E in questa, aspetta, mi sto facendo male al culo, in questa battaglia ne sono uscito esorcizzando questo demone del denaro, perché sì, ti dico, io di questo denaro che ora ho rinunciato per star qui giù a Ruscello, è bellissimo dire giù a Ruscello, mi ricorda un po' la strofa di Suzanne in riva al fiume di Cohen, cazzo me ne faccio? Non ho il mutuo da pagare, non ho l'idea di cambiare SUV, di spendere 20.000 euro di SUV in più rispetto al precedente, perché quello nuovo mi fa risparmiare 10 euro all'anno di gasolio, hai capito? No, perché ringraziando il Dio della creazione e del benessere, mi è stata data questa intelligenza che sembra banale ma in realtà è sconfinata, è un'intelligenza che è riuscita a uccidere il demone denaro, il demone potere, è una cosa grande. Dicono sì che il Dio è morto e poi è risorto, sì, è morto questo Dio, questa visione, questo demone, ma è risorto, questa idea di Dio, questo stereotipo, nelle nuove idee in cui tu credi. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto.
risorto, Dio risorto. Forza Michele! Ciao Michele, ti aspettiamo! Ciao Michele! Dai Tega! Enrico, bello! Dai che è venerdì! Guarce! Dica che è venerdì!